A pranzo con Vilma, protagonista in Tavola. E da Pastaiola Lagostina, il regalo con dentro l'idea. Buongiorno, buongiorno, buon inizio di settimana e buon appetito quando vi siederete anche oggi a tavola con noi. Io oggi ho un ospite veramente importantissimo. Ho avuto il grande piacere di conoscerla la passata stagione, mi intimidiva, data la grandezza del personaggio, ma è una donna favolosa, è diventata un'amica e tra l'altro ha avuto un grande successo con la ricetta che ci aveva presentato nella passata stagione. Tante fotocopie di quella ricetta erano partite. Allora io so che oggi è qui per concorrere, ma ci ha portato una ricetta favolosa che avrà altrettanto successo, anzi forse di più, perché vediamo se riusciamo ad assegnarle la forchettina d'oro, ma non vi dico ancora chi è. Voglio dirvi che per accoglierla al meglio le farò servire subito un aperitivo a tavola accompagnato con dei tocchettini del favoloso grana padano, il nostro grana padano che è un alimento completo, perfetto e pensate che per fare 30 grammi di grana padano serve mezzo litro di latte. Infatti è la concentrazione del latte che dà al grana padano tutte le sue proprietà. Per fare un chilo di formaggio 17 litri di latte. Pensate quanta sostanza, quanta bontà, leggerezza e digeribilità sono nel grana padano. Abituatevi pertanto a consumarlo, a darlo agli anziani e ai bambini. Allora lo servirò con l'aperitivo alla stupenda donna che oggi è tornata a trovarci e che io ringrazio e vorrei che anche voi da casa faceste un grande applauso a Maria Carta. Ciao Maria. Ciao. Grazie, grazie. Bentornata qui con noi. Ben trovata. Sono felice di essere nuovamente qui. Sì, perché beh, a parte che non sapevo gli ingredienti del grana padano. Ah no, l'hai scoperto. Perciò ho scoperto. Hai scoperto una cosa in più. Sì, sì. Tu che conosci tantissime cose non sapevi mai, ti devo dire No, che io l'ho presa da in poco. effetti È così? Fa impressione. Fa impressione. Forse perché a me piace molto il latte, poi da sarda noi amiamo molto il formaggio e allora... Senti, lo sapevi che la tua ricetta aveva avuto veramente un grande successo? Infatti io i primi personaggi di questa mia nuova serie ho proprio voluto che fossero quelli che avevano riscosso più successo, perché se avessimo fatto questo concorso l'anno scorso tu saresti stata tra le prime, con la tua Sasseada. Sasseada, sì, ma in effetti è conosciutissimo, diciamo quel piatto, il dolce in Sardegna. Sì, però non era conosciuto il modo per prepararlo. Ah no, sì, forse è vero. Allora sì. qui noi abbiamo cambiato qualche cosina. Io adesso voglio una scheda da te, velocissima. Sì. Domande e Sì. risposte secche Sì. secche. Dove sei nata? A Silico, in provincia di Sassari. Ah, che bello. E dove vivi? Vivo a Roma. Stato civile? Posso? Sì, io sono nubile con un figlio. Nubile, allora figlio 1. Uno. Quanto sei alta? Sono alta 1,72. Dovrei chiederti quanto pesi. È tanto, peso 69 Ma sì, purtroppo. ma lasciamo stare, sei una bellissima donna e va bene così. Senti, ami l'automobile, la bicicletta o la motocicletta? No, la bicicletta no, la motocicletta no, l'automobile perché è una necessità, però mi piace. Ti piace? Guidi sì, volentieri? Sì. Non guido se non ho bisogno. Ho capito, preferisci farti accompagnare? Sì. Senti che domanda che ho adesso qui, figurati chiedere a te se ami la musica e che genere di musica ami. Beh, in effetti amo molto la musica classica. Soprattutto. E il jazz, sento molto jazz, molta musica che non è la mia in un certo senso. Leggi tanti giornali? I giornali sì, qualcuno, il quotidiano non tutti i giorni, però i settimanali importanti li leggo. E qualche bel libro trovi il tempo di leggerlo ogni Sì, tanto? trovo il tempo, sì. Fai le vacanze estive? Dove? In Sardegna ad Alghero. Ad Alghero, bellissimo. E quelle invernali? E quelli invernali qualche volta mio figlio vuole andare in montagna perché scia molto bene, però non tutti gli anni. Non tutti gli anni ce la fai. Quando E tempo. hai degli hobby? Dimmi che il tuo hobby è la cucina che ti No, porto il mio hobby è la cucina, Ah, perché che da bello! ragazza il mio hobby era fare i cestini. Ah sì, i cestini quelli Cestini intrecciati? sì, intrecciati. E adesso da li sai ragazza, fare adesso ancora? invece la cucina.
Allora andiamo in cucina, perché sapete che ci deve preparare una ricetta favolosa. In cucina, dove troviamo anche oggi. Prego Maria, passati qua. Grazie. Tu ricordi Sandra, vero? Ciao Sandra, e questo che cos'è? E questo è un bellissimo grembiule che noi abbiamo preparato per i nostri ospiti, che se vuoi Io lo metto. lo metti. Se non Aspetta, allora altro, che ti devo senti, accorciare se non forse- altro mi fa diventare meno cicciona. No, oddio che ti No, no, spettini, però te lo aspetta. facciamo dopo questo Guarda. lavorettino, perché forse è troppo lungo. Facciamo così. Ecco, ma che bello, guarda, ha messo il grembiule di A pranzo con Vilma. E questa è la pagellina. Mi dispiace, ma ti dovrò dare dei punti. Oh, mamma No? mia. E non dei lo so punti, perché dei voti, non questo dei è un punti. piatto molto antico del sud della Sardegna. Aspetta, spostati è un qui e piatto di parlacene. Oristano. E io per dare il modo perfetto della preparazione ho interpellato una mia vecchia zia di 88 anni che abita a Carpi. E che se la ricorda. E che se la ricorda, e allora ecco oggi ci provo. Ecco, diciamo come si chiama. Si chiama sappanada, Sappanada, che avrà un significa successo la panata. strepitoso. Ora noi abbiamo questo rapporto con la carta da musica, Sì. con tutto quello che è pasta sfoglia. E che va fatta la pasta sfoglia? Che con... va fatta la pasta sfoglia, ecco, va fatta con l'acqua, La farina la e lo farina strutto, e mi lo pare. strutto, sì, cioè in 500 grammi di farina ci vogliono 50 grammi di strutto. Ecco, allora, la lavagnetta sta inquadrando adesso, 500 grammi di farina, 50 grammi 50 grammi di strutto. Va tutto lavorato, la pasta non va riposata molto? Sì, va riposata un po', però non va messa in frigorifero, perché capito. altrimenti lo strutto si rapprende, e la allora rende non si può stirare la Allora pasta. tu qui hai già tirato la pasta e hai foderato Ho detto una stirare, teglia. invece si dice tirare. Senti, poi va riempito, se ho ben capito, è come Sì, fosse va una riempito scatola. perché come fosse una scatola, però prima del ripieno prima bisogna farlo rosolare. Ecco, e che cosa do per fare Allora, il ripieno? il ripieno ci vogliono 400 grammi, abbiamo messo sì. Sì, E ecco, no, possiamo lasciarlo qui che la camera... 400 eccolo. grammi di È lei la di- camera che lo inquadra. sì. 400 grammi di agnello, poi 300 grammi di maiale e 300 grammi di pollo. Mi dicevi una cosa molto carina, che questa ricetta subiva le Le variazioni... variazioni delle famiglie, cioè se si andava in una famiglia di pastori e la carne di agnello diventava 600 grammi. Se invece avevano si il andava- maiale... si era ammazzato il maiale, perché sai ci sono queste... Certo. E allora c'è la tradizione che il maiale di più. Ecco, Però mi vanno tre raccontava carni questa insieme. vecchia zia Sì. che infatti la cosa importante è che in ogni casa si mangiava in modo diverso. esatto. E allora è molto elastico anche nel modo di prepararlo, perché chi non mangia, per esempio, chi non usa il maiale si può mettere la vitella. Però una carne cosa di importante è che ci siano 3 tipi di carne. 3 tipi di carne. Assolutamente, che in questo caso sono vitello, maiale e pollo. Poi e ci agnello, sono scusa. agnello, poi ci sono le patate. Ah sì. Che bisogna farle così a tocchetti. Però Quante mentre sono le patate? Aspetta che controlliamo. 300 sono grammi 300 di grammi di patate, però mentre la carne si fa rosolare, le patate no, si mettono nella teglia tipo Sì, strato. poi ce lo fai sì. vedere, vero? E poi ci sono i nostri Pomodorini secchi, che che devono poi essere... non sono solo in Sardegna, perché questi pomodori secchi Sono anche in usano Calabria, anche in Calabria e anche nelle Puglie. E poi un prezzemolo, frittino aglio e e peperoncino. Ti servirà il Mi sale, serve il sale. il pepe e l'olio naturalmente. l'olio. La prima cosa che La fai? prima cosa che faccio vorrei mettere a rosolare. Prego signora, vada, aspetti che qua abbiamo già acceso la piastra, là. Aspetta che adesso forse potrebbe succedere... Vai, prova a versare l'olio. No, avevo No, non appoggiato, succede. no, non succede niente, era soltanto un discorso di vapore. Allora, ti passo io gli ingredienti? Sì, sì. Cosa metti per primo? Ma io vorrei mettere tutto a crudo. Tutto Cioè, a crudo. prima la allora carne, va bene. Prima la Se carne. ti manca qualcosa me lo dici. Sì. La carne così. Poi insieme tutto tritato molto bene. È troppo alta la piastra? No, no. No, va bene. Adesso come primo inizio forse, poi... Guardamele brava, guardamele brava. E poi adesso ci mettiamo i pomodori, è meglio lasciarli interi. Sì, come perché vuoi. possono non piacere. Ti posso allora... aiutare? Sì. Allora li lasciamo interi. Tutti? Sì. Allora rosoli bene la I pomodori carne. sono 25 25 pomodori. Sì. Il trito lo metti ora? Sì, metto tutto a crudo, tutto così a Andiamo. freddo perché Allora il trito, si insaporisce meglio. prezzemolo, aglio e peperoncino. Senti, vuoi qualche cosa per tenere un po' umido mentre tutto soffrigge o no? Ma io volevo Dimmi. un pochino di... Io ci metto sempre il vino quando cucino. Ecco, allora Sandra ci porta subito un po' di vino, infatti
sentivo a La livello carne ha bisogno- epidermico la il carne ha deficit. bisogno di vino. Avrei fatto la stessa cosa, però volevo chiedertelo per non... E poi questo basta rosolarlo poco, perché siccome è tutto tritato, Certo. e allora poi sarà il forno Esatto, che si... ecco. Benissimo. È Allora, solo per aspetta, insaporire, per- adesso ci mettiamo un po' di sale. un po' di sale. Intanto io voglio dire ai miei amici che non manderemo fotocopie di queste ricette, perciò olio non te ne serve più? No, adesso no, perché l'olio ce lo mettiamo in cottura dopo. Ho capito. Allora dicevo che siccome non vorremmo mandare fotocopie, vorremmo che loro non perdessero niente. A costo di essere monotona, Ecco, riepilogo benissimo. e dico che ci sono, leggo la lavagnetta che faccio prima, 400 grammi di carne di agnello, 200 di carne di pollo e 200 di maiale, il tutto tritato finemente, 300 di patate che invece sono là a tocchetti, 25 pomodori secchi, 500 grammi di farina, strutto, sale e pepe. Che cosa mi dice? E il peperoncino naturalmente E la che non pasta era... si prepara come per il pasticcio di maccheroni. Senti, io farei... allora, il vino non è ancora arrivato. Il vino ma non adesso è ancora arrivato, Sandra adesso arriverà arriva velocemente. e poi appena arriva il vino, dopo 2 minuti, Dopo 2 possiamo minuti già possiamo... mettere... Senti, intanto se noi E coprissimo... io credo che così io posso continuare e vai avanti con un la... altro lavoro. Ecco, esatto. Allora, questa queste è la servono teglia dopo. con la pasta è Già già pronta. Adesso prendo questa. No, ma la signora Maria Carta è bravissima qua. Oh, grazie. Posso mettere io il vino? Sì, Quanto ne metto? Così? mettiamo un altro pochino. Un altro pochino. Sì, diciamo mezzo bicchiere di vino. Mezzo bicchiere di vino. Allora non lo vedete in elenco ingredienti, ma calcolate che ci vuole. Mescolo, intanto guardo quella signora, guarda com'è brava, cosa la fa lì? Guarda che bel mattarello che dovevo fatto È preparare. Tutto a fiorellini. Senti, qui va refilata la pasta, questa, oppure Sì, dopo la no, ripieghi? dopo la ripieghiamo quando facciamo ho la capito. finitura. Senti, io sono veramente insomma, a disagio doverti dare dei punteggi, però te li do perché trovo Non lo che so, questa è una per- ricerca originalissima intanto, No, la unica. conoscono, in effetti la conoscono in pochi, solo che questo è, diciamo che è un piatto che non ha, può essere, è un piatto contadino e un piatto anche di pastori, allora forse per la prima volta Senti, si la va ritieni d'accordo una tra- ricetta pratica da Io preparare credo o di ha dei sì, perché problemi? oggi ci sono delle donne a cui piace cucinare, soprattutto il sabato e la domenica, lavorano tutta la settimana e molte... Ecco, un'altra A parte- domanda devo farti, Dimmi. per poi, come lo ritieni? Un piatto abbastanza dietetico oppure non tanto? Beh, dietetico Mica non tanto. tanto. Comunque non tanto, ma... Vabbè, È tutto magro. per via c'è lo strutto che Ma ci crea. vabbè, c'è 50 grammi di strutto, Sì. però la carne è tutta magra. Vabbè, qui abbassiamo un po' il punteggio perché però non tanto. La tua abilità è addirittura incredibile, qui ragazzi io devo dare, che dov'è la camera alla quale posso parlare, qui io do 10. Non mi ha sentito, Ecco qua. non mi ha sentito. Poi quando l'ho assaggiato vado avanti. Per ora metto da parte la mia pagellina e sto qui ammiratissima a vedere Ecco che qua. fa. Adesso recuperi Sì, adesso recuperiamo già il rosolato. il rosolato. Mettiamolo qui. il Aspetta, coperchio. appoggiamolo così, il rosolato. Ti do, hai bisogno di forse un mestolo o qualcosa Facciamo così. così? Ti bastano quelle posate? Vuoi un Sì, mestolo? sì, no, basta, no, va c'è bene questa- così. E fai un primo strato di carne, se Di ho ben carne. capito. Di carne con tutto il resto. Doveva poi- cuocere un po' di più o no? No, perché poi cuoce da solo nel allora, forno. queste sono le Mettiamo le patate che si patate. mettono tipo il formaggio, Sì, insomma. sì, tagliato a tocchetti così Comunque anche lavate. le patate bisogna vedere, sono persone a cui piacciono di più le patate. Ho capito, si può cioè abbondare, la regola forse è giusto che sia la carne, Sì. quello che si mette dentro, ma poi tutto il resto, le patate, anche gli odori, c'è chi ama la cipolla, qui non ci vorrebbe, ma comunque Sì, chi ama si la potrebbe cipolla anche- può Ecco, io può vedo anche che farlo. tu poi recuperi quel sughino o lo lasci? No, il sughino lo recupero Lo perché questo al forno poi non c'è altrimenti si altro. asciugherebbe, Sì. certo, eccessivamente. E poi una cosa molto simpatica, ho letto quando mi hai mandato la ricetta, è questo modo di cottura che poi però ci spiegherai tu. Sì, Allora ti devo perché procurare- olio ne ho messo molto poco, Ecco, come e vedi lo metti- non è grasso. No, No, è nel modo più abbastanza... assoluto. Comunque questo Adesso non, recuperi questo sughino, io questo no? sughino non lo metterei perché dopo Poi spieghiamo in cottura perché. va meglio, perché Finiamo con le altrimenti patate. finiamo che è troppo grasso e allora meglio il sugo di no. Adesso copri la allora scatola. questo si fa così, Fai così prima e poi chiudi con
Così, Ecco. ho capito, E benissimo. poi ci mettiamo questo sopra. Il forno acceso molto caldo, vero? Sì, molto caldo e penso che ci vuole, cioè senz'altro ci vuole un'oretta di cottura. Certo. Però bisogna controllarlo Allora forse ogni non tanto. molto caldo. Non molto, no, Cosa- caldo all'inizio, deve essere caldissimo Sì, sì. all'inizio. Poi 200 gradi. Sì, poi piano piano però si scala. Allora, adesso questa qui c'è una particolarità. un forellino che si si pratica cerca di nella... fare proprio che sia proprio tutto fatto così bene, Beh, come te fosse, sai, tipo, come fosse un tipo dolcissimo una brocca. ombelico. Tipo quelle brocche di terracotta. Sì, che si devono Ecco, allora qui adesso Aspetta, te lo recupero io. noi mettiamo l'olio tutto a crudo. Sì. Ecco. Allora ogni 10 minuti si toglie, si gira nel forno Sì. e si mette Sì, dell'olio corregge dentro. con l'olio. Sì. Questo perché, Maria? Questo perché siccome non abbiamo messo nessun condimento. né condimento, e allora con quest'olio crudo si insaporisce, Si saporisce e non si tutto. attacca Allora, un'ora di forno. Un'ora di forno. Un'ora di forno a circa, partiamo da 200 gradi, poi lo abbassiamo. E poi si dovrebbe fare questo, e io lo Ecco, faccio sì, su. tu lo fai con le mani. Aspetta che qui adesso Ecco. dovrebbero esserci... Ecco sì. qui. Poi per farti pulire le mani. Generalmente nello pasticcio di maccheroni si mette il rosso d'uovo. Ecco, qui invece si mette qui l'olio. si mette l'olio, sì. Ecco, adesso ti do la possibilità Ecco di qui, pulire le mani. Eccoci. Mettiamo allora in forno, avete capito, un'ora. Inizialmente il forno È caldo, e poi poi si invece abbassa. si abbassa. Ogni tanto girate la teglia e correggete con l'olio. Andiamo, intanto, siccome tu l'altro l'hai già preparato, quello che gusteremo a tavola, adesso noi lasciamo un momentino i nostri amici per un breve stacco pubblicitario. Tolgo il grembiule alla signora, la ringrazio. Che io mi porto con me. Certo, è tuo, e ci vediamo tra pochissimo. Rossano, a te la linea per il break. Ah, e la camera è lei. Credo che Sandra arrivi subito e ci porti, ecco, bravo, abbiamo quest'anno le bottiglie, però è uno spumante con il quale voglio fare subito un brindisi. Alla tua abilità, alla bellissima ricetta che ci hai portato e sicuramente al grande successo. Basta, ci vuole ubriacare, B1. Poi ci porti anche un po' d'acqua, vero Maria? Sì, grazie. Ecco, noi qui intanto ti abbiamo fatto preparare bello. un piattino per piluccare con il famoso grana padano, che è il nostro, grazie Sandra, e delle olive. Buon appetito signora, Grazie. ma prima del buon appetito non abbiamo fatto prima un cin cin a te, al tuo grande Sì, personaggio. al tuo lavoro. Naturalmente a tutti voi a casa, non sentitevi trascurati, siete qui con noi e state mangiando con noi. Allora cin cin a voi e alla vostra attenzione e al vostro calore come sempre. Grazie cara. Grazie. Maria, io la volta scorsa ho voluto parlare un po' di te, ma vorrei ancora parlare di te, della bambina che piccolissima scopriva già la cultura attraverso la musica della meravigliosa terra che è la Sardegna. Tu sei per noi veramente l'emblema di questa favolosa isola che ci sembra sempre un po' lontana. Io la sento lontana. Perché io la sento lontana? Che cosa pensava questa bambina? Il continente come lo vedeva? Ma il continente per questa bambina forse non esisteva neanche, o perlomeno era una cosa anche, credo, impossibile da raggiungere. Almeno E solo che pensavi. i suoni per me sono stati una difesa dalla paura. Ecco, sì, me l'avevi Forse detto. per questo ho incominciato a cantare, perché gli altri si difendevano con le capriole, sai, i pastorelli, no? Sì, e tu Fanno le cantavi? capriole. Invece io cantavo. E allora il suono della mia voce mi allontanava i non suoni di che mi circondavano poi. La solitudine, questi i grandi silenzi, spazi. cioè le distese E lì hai silenziose. scoperto inconsciamente la magia della tua voce. Sì, della mia voce, poi, sai, Poi uno un po' pensa, cos'è questo? C'è qualcosa se un canto riesce ad allontanarmi dalla paura? Qualcosa Non di è più un certo. canto, diventa un fatto di memoria, diventa forse una difesa, che poi io credo che questa difesa continua dentro di noi, cioè dentro di noi, dico noi, perché i sardi, i calabresi, tutti i meridionali, quando Hanno queste lasciano paure, la vero? loro cultura, è per inserirsi in un mondo e in una cultura diversa. Allora, È chiaro che poi ci sono questo rapporto con l'infanzia, che tu ti chiedi, ma com'è? In un mondo povero, in effetti, come il nostro, perché noi, il nostro è un mondo povero, felice se vogliamo, perché la povertà non è... no, certo.
Anzi, non è miseria ed interiore. No, no, no. La povertà può essere una Povertà è grande una- ricchezza interiore. Infatti. Un aiutarti a È uno capire e poi il è mondo uno che ti stimolo circonda. a capire gli altri. E allora, non lo so, io credo che appunto i suoni hanno fatto parte di quel qualcosa che è cresciuta dentro di me. E poi ti hanno coinvolto a cantare nelle cose popolari, prima nelle chiese, nelle feste. Tu, ragazzina, allora quando ti portavano questi canti antichi che sarebbero, senza di te, sarebbero scomparsi, perché forse a nessuno era venuta l'idea che era un materiale da salvare e da portare. Ecco, i giovani oggi, i giovani sardi soprattutto, sono consapevoli del lavoro meraviglioso che Maria Carta ha fatto Ma io credo per di sì. salvare la loro cultura nel Io mondo. credo di sì, ma poi sai, in Sardegna c'è una cosa diversa dalle altre regioni, in effetti. In Sardegna è sempre vissuta con le tradizioni, Ah, sì? soprattutto nelle feste popolari, che ce ne sono tante. Sai, il patrono del paese. Certo, sì. Si Non ti lascio neanche festeggia. mangiare un tocchetto No, di no, grana. no, non mangio. E allora c'è questo rapporto che si ha con la memoria antica. E poi il canto popolare, io penso, come tutta la tradizione popolare, e non c'è niente di scritto, sono i vecchi depositari. Che tramandano, che come le tramandano. antiche ricette. Sì, come questa ricetta che Certo, zia Caterina mi che ha zia Caterina ha mi voluto- ha- e che da mi ha oggi appunto- diventerà di dominio pubblico. Ecco, Infatti. vedi, diciamo che in altre regioni, nelle regioni d'Italia che sono il nord o il centro Italia, le tradizioni, il dialetto vanno scomparendo perché c'è l'immigrazione che porta altre culture, mentre invece in Sardegna forse questa cosa che potrebbe anche aver avuto dei lati negativi da un lato, però fortunatamente ha impedito ai sardi di dimenticare quella che era la cultura, il dialetto, forse è questo Forse che perché volevi... i sardi si sono tenuti all'interno, cioè dicevano che la Barbagia era il punto più vivo e soprattutto più puro di quello che è la nostra Sì. tradizione. E forse è vero. È così. Ci sono dei posti in Sardegna che ancora è nascosto questa dignità, questo grande... Sì, e a noi spaventate questo un grande pochino, senso cioè, noi della comunità, se vogliamo. Certo, e io sono sempre un po' intimidita davanti al sardo puro, perché lo vedo un po' chiuso, ma non è una questione di chiusura, e come dici tu No, e è una noi forma abbiamo di... questo rapporto di vita comunitaria. Io credo che sia la cosa più bella che È possa vero, succedere, è vero. nascere in un paese e ritornarci poi. Ecco, da senti, ma tu grandi. come ti senti nel mondo? Perché sei veramente l'emblema di questa terra e vai e tutti, anche se canti in una lingua, perché non posso chiamarlo Sì, dialetto, la in tua è fondo una è una lingua, lingua, sì. che non è compresa dai più, però tu, il tuo messaggio, ecco, la tua stupenda voce, il tuo personaggio fisico, tu col tuo viso e i tuoi occhi, porti, come ti senti? Una bella responsabilità, insomma. No, è una responsabilità, no, anche perché io credo che... Non gli abbiamo neanche fatto assaggiare un tocchettino di grana. Prendi un tocchetto di grana, se no mi sgridano i miei amici a casa, perché qui sei arrivata sapanata. Che bella. Ti ho interrotto. Allora, senti, facciamo così, concludi, rispondimi. Stavi dicendo una cosa carina, i tuoi amici? Ma i miei amici, io credo che cioè, quando torno in Sardegna mi amano. Non E te tutti. credo. Ci sono anche quelli che magari mi amano di meno. Però in sono. un certo senso ognuno si immedesima, io mi medesimo in loro, perché in nessun modo, se qualche volta li ho delusi, non certo Non l'hai fatto, intenzionalmente. Ho cercato di essere sempre all'altezza, di avere dentro di me quel rapporto con la dignità, in un certo senso anche con la gestualità. Certo. Perché io, lo sai, non mi muovo, ecco, mi muovo in cucina E perché come ti muovi? è Sì, però tu fondamentale. sei- Però quando io canto sono immobile, È vero. come sono immobili le nostre donne, le nostre Certo. vecchie. Poi E ti allora chiede- ho cercato di portare avanti questo rapporto anche gestuale di quello che è la Bellissimo, cultura. noi veramente siamo sempre ammirati quando ti vediamo, ti ascoltiamo, e credo che i sardi ti debbano veramente da questo punto di vista molto, perché li rappresenti così bene. Senti, io adesso devo sentire se sei riuscita a rappresentarli La anche. cosa è il problema che tu poi mi darai voto, io credo certo, che spero che sia ma buono. allora io assaggio. Non ho parole, come dicevamo, che buono. No, ragazzi. Allora, posso star zitta fino al termine del blocco per gustarmi sapanà? Che buona che è buonissima. Il voto te lo do subito, guarda, glielo do. Io vorrei che poi voi a casa provaste questa ricetta
Però dovete telefonare, fidatevi sulla parola, è stupenda. È un piatto particolare per chi ama la carne. Proprio complimenti. bere il vino- Vino il vino rosso, rosso. ecco, abbiamo portato poi, Sandra ha portato il vino rosso. Senti, devi dire grazie a qualcuno per quello che è successo dopo a questa ragazzina che è stata un po' strappata dalla sua terra e portata a Roma, cioè la prima persona che ha creduto nelle tue possibilità. Devi ringraziare qualcuno o pensi che tutto io sia penso avvenuto? che, non lo so, forse devo ringraziare di essere nata nella famiglia che sono nata. Già, devi Perché ringraziare mia i madre tuoi... non mi ha fermato, mia madre si commuoveva È quando io vero, cantavo. è vero. E allora siccome appunto ho perso mio padre che ero piccolissima, e allora cantavo al fiume, cantavo in chiesa, alla messa, e cantavo insieme agli altri. E la mamma si sedeva e si E la commuoveva mamma, ascoltando. si commuoveva. E poi quando le chiedevo dei brani che non mi ricordavo, allora lei me li insegnava. Senti, ecco, e la mamma è stata la prima persona che ha capito quello che tu avresti potuto fare e ti ha lasciato andare. Mi ha lasciato andare, è stato però... un grande E gesto. poi di- anche il parroco, se vogliamo, anche il sai, il parroco. padrino, noi lo chiamiamo Sì, sì, sì. nei paesi, no? E sei il eri- parroco sei che mi ha approdata a Roma. insegnato la mia Ave Maria, le cose che io La tua canto. famosa Ave le Maria. sì, le Perché cose tu- che io canto. Poi sono arrivata a Roma, come tutte le ragazze, sperando in qualcosa che che uno non aveva avuto fino allora. Com'è stato il tuo impatto con una città così? Il fatto con la città, un po' Roma mi ha messo un po' paura all'inizio, ma io credo che la paura sia soprattutto è quella paura che ognuno di noi si porta dentro di sbagliare, di non essere gradita. Questo è fondamentale, penso, per me, essere accettata. E per essere accettati bisogna avere un equilibrio. E la città non me lo dava molto l'equilibrio. Senti, ma ecco tu, siccome stai dicendo delle cose nelle quali io mi rispecchio perfettamente, tu credi che questa sia una componente generale di tutti oppure non tutti siamo così? Perché questa è la mia grande paura da tutta la vita, il fatto di non essere accettata, di non essere capita. Ma sai, una Perché? componente io credo che sia soprattutto quando tu hai questo sradicamento dal tuo mondo, dal tuo modo di essere, e che poi arrivi in un mondo che non ti appartiene né culturalmente e devi praticamente incominciare da capo. Certo. Però è molto importante. Senti, tu vincevi le tue paure continuando a cantare, anche Sì, allora. cantavo. Non erano più le paure del silenzio, dei grandi spazi. No, erano- ma le paure di cantare a Roma, poi sai, Ecco, io in Sardegna cantavo quando l'ho ecco, lasciata. e qui ti volevo Però chiedere. arrivare a Roma e cantare a Roma non era facile perché e mi rendevo conto ogni volta che cantavo in pubblico che il mio dialetto era difficile, la mia lingua era difficile e non sempre veniva accettata. Per questo forse Allora c'è la stato tua paura questo... era, il canto non riusciva Sì. a dissipare questo tipo di paura, però quella interiore di Maria sì, perché ti isolavi sicuramente. Sì, perché c'era questa paura interiore che poi diventava forza. Ecco, Io sono tremendamente forte. si vede. E poi sei tremendamente timida e questa è stata una scoperta che ho fatto la volta scorsa e che mi ha un po' stupito. Io sono stata anni a Roma e non sono mai entrata da sola in un bar, perché c'era questo rapporto tra me e il barista che mi metteva un'immensa soggezione. Davvero? L'hai superato? Sì, l'ho superato, però ci sono voluti anni. Quando arrivi in un bar dici, beh, devi superare... Sì, infatti. Rossano, vuoi la linea? Che peccato, ma torniamo, eh? Abbiamo ancora uno stacco. Ah, dunque sì, io ho fatto la mia pagellina, poi ne parliamo, ma voglio subito dirvi una cosa. È lunedì, allora prima di rientrare, prima di rivedermi tra poco lì, dopo il breve stacco pubblicitario, guardate che compare la classifica dei primi 5 che voi, io e voi, abbiamo votato, perciò la classifica è già così per i primi 5 delle 2 settimane che hanno preceduto questa. Allora guardate la classifica e date un'occhiata se il vostro voto è servito a mandare in testa l'attore, la cantante che è stata qui con la sua ricetta. Ci vediamo tra poco, a te Rossano, grazie. Maria, sono qui con te. Allora, io adesso non so se hai sentito, mi auguro di no perché dovrebbe essere una sorpresa, ti consegno ufficialmente la pagellina. Ti chiedo scusa, non mi piace questa cosa qui. Vediamo. Beh, è bella. È bella? Sei contenta? Sì, beh, in effetti la praticità, certo, non è una cosa che si fa di corsa. Ecco, allora leggi le cose. Allora, originalità 10, Eh beh sì. praticità 9,
E qualità dietetiche, Otto, c'hai ragione. Ti ha abbassato un po' la qualità dietetica Beh, va bene. Sì, però 8, Adesso, capisci? Sì, sì, da 8, 1 già da 1 a 10 benissimo. siamo già... Abilità 10, grazie. Bontà del piatto 10. Beh, insomma... io ti ringrazio, una bellissima pagella. Anzi, ti devo dire che la troupe mi ha sgridato perché ha assaggiato prima il tuo piatto e ha detto per noi è 50 e per voi a casa vedete un po' voi. Grazie. Sandra, molto bene. Hai così un pochino di caffè per chiudere questa nostra deliziosa colazione. Hai visto Sandrina che carina che è? Grazie. Sandrina è sempre bellina. Ecco, sì. Grazie. Poi ormai è diventata già È di già casa, nostra, è di sì. casa. Grazie. Possiamo parlare un attimino adesso dei tuoi, di quello che stai facendo? Prima ti ho un momentino messo sotto pressione con la tradizione, la Con tua l'infanzia, isola, è molto bello l'infanzia. parlare dell'infanzia perché Poi ci aiuta a conoscervi meglio. è questo filo che ci lega al passato. È importante. Che forse aiuta a vedere le cose Sì. in modo meno tragico, un po' più dolce. Senti, e ora Maria Carta che cosa fa? Ha fatto questo bellissimo spettacolo Sì, ho di Santa fatto questa Teresa. Santa Teresa che veramente per me è stata una cosa bellissima perché ha avuto un successo. In italiano, tra l'altro. In italiano cantato. Ed era la prima volta. Ed era la prima volta che cantavo in italiano. Invece adesso ho fatto una cosa molto bella con Franco Simone. Sì, Lui ha Franco, fatto un lo brano con adoro. me, Sì, cioè nel senso ha parlamene. fatto un brano dal mio compact, a Fizusugoro, che è una ninna nanna su un figlio drogato. E allora adesso l'abbiamo registrata per il Sud America in spagnolo, dove cantiamo una strofa io e una lui, cioè sono queste due voci, il padre e la madre praticamente. Certo. Senti, E la faremo anche in italiano, penso, a sì, fine stagione. E la vedremo in qualche spettacolo? Tra l'altro tu Io hai credo fatto, di sì, hai io fatto credo di recentemente quel bellissimo spettacolo da Palermo. Sì, beh, va bene, quello era importante farlo. Certo, hai Sì. fatto molto bene, è stato molto bello. E in questa cosa, ecco, mi piacerebbe una ballata insieme. La incidete in italiano ora? Sì, e io l'ho incisa in sardo. Tu l'hai incisa in Da sardo? sola. Sì, sì, Adesso sì. l'abbiamo incisa per il Sud America e poi a fine ottobre, fra una quindicina Ci di giorni. sarà un penso, lancio di ci sarà questa- una rincisione tutta in italiano. Ecco, la voglio avere subito, magari un senz'altro. nastrino perché io vi amo tutte e due in modo particolare, anche Franco è uno dei miei personaggi preferiti, anzi se ci sta vedendo vorrei dirglielo. Franco è eccezionale. E se mi permetti vorrei dire a Franco tutti i miei complimenti per quel bellissimo LP che mi regalò 2 anni fa, un brano che lui ha fatto questo LP solo col pianoforte. È un brano che è Il Manichino, che mi commuove sempre, io lo ascolto, lo riverso nelle mie cassette da sentire in macchina per riascoltare questo Manichino come lui lo Ma fa. infatti credo che Franco Simone sia un cantante che si riscopre continuamente. Per questo penso che sia uno dei pochi cantautori che hanno poi oltretutto una preparazione di base e una molto coscienza musicale e anche sociale molto sentita. molto poderosa, Ma io per gli direi, ultimi attimi voglio parlare di Maria Carta che oggi è qui con me. Con Franco parlerò di lui quando verrà, se vorrà venire. Maria, senti, allora ti rivediamo di nuovo nella Santa Teresa. Sì, penso di sì. Riprende Quest'inverno, le sì. rappresentazioni, io veramente mi auguro che tu mi passi vicino per poter scappare a vederti perché non ho avuto l'opportunità di vederti e mi piacerebbe molto. Aspetto il nastrino, ti faccio tantissimi complimenti. Qui ci sono 2 dolcetti, se ti desideri. No, perché siccome appunto abbiamo mangiato 8 per quell'otto te. Però tu adesso qui ti porti via intanto la pagellina la che è pagellina, tua, ma che scherzo. il nostro Adesso devo fare grembiulone. una lotta con mio figlio perché tutti questi 10 sono un po' meritatissimi. difficili E voi da- potete anche ribaltare, anzi io vorrei proprio che voi oggi arrivaste a 50 per far vincere a Maria Carta la forchetta d'oro, mentre noi ci limitiamo a darle quella nostra che adesso Sandra ti porta e che invece è soltanto d'argento. Ma tienila, grazie Sandra, tienila a ricordo se ve la vuoi devo vederla. vedere, sì, sì, perché sono molto bella. è la forchettina d'argento di A pranzo con Vilma, offerta da Tele Monte Carlo e da tutta la mia produzione. Grazie Grazie a a te questa e donna grazie a Tele stupenda. Monte Carlo. Io vorrei che tu salutassi i nostri amici. Amici miei, con tutto il cuore sono venuta un'altra volta, avete visto? Vi ringrazio dell'affetto che mi date ogni volta che vengo da voi e grazie a tutti quelli che ci hanno ascoltato. ci hanno Grazie seguito. Maria, torna quando vuoi, sei sempre stupenda e io sono felice di ospitarti. Amici, allora adesso compaiono in sovraimpressione i vincitori, quelli che hanno telefonato e hanno vinto
nella telefonata di venerdì scorso. La puntata di venerdì scorso. Ecco, sono proprio loro. Complimenti ai vincitori. Voi potete essere tra i vincitori di domani se telefonerete adesso nel nostro concorso Scalzafatiche e direte la parolina magica, ricordate, e un punteggio alla ricetta di Maria Carta. Vi aspetto oggi pomeriggio con Carla, Ciao Carluccia, sei sempre molto brava. Allora ci vediamo oggi Sale Pepe e domani qui con un nuovo ospite. Dalla Vilma, grazie per l'attenzione. Ciao a tutti, buon appetito. Ciao, ciao, dov'è la camera che c'è? Ah, là.